mi chiati qui a Magnanims, una bella frazione del comune di Rigulat. Beh, hai non veduto che è splendido, e di fronte a me è il Monte Neval. In bando è Giviano impirclato su Piemonte. È un paese che ero tanto in un viaggio. Come di sentinello le restando lu campanili, ma dei moca cudunca vuol tornare. Come qui a Magnanims par vecchio ero tanto in. E sono qui con Dario, che sono con Dario Gussetti, e c'è lui è un emigrante che appena calpò al torno. E sono stato a 7 settimane che tenevi di fare un documentario a chi ha regolato questi belli tiasos vecchionos, con le planellos ben tenudos, cui portoi, con antide portoni, fatti in clap, lavorati in clap. La fontana dove che si insentati a non ero ago. E gli ho domandato a Dario, c'è peccato, un paese cencio, via da fontanos ma non de ago. Penso Dario che a Prat, in Tianal, hanno conservato le fontanos, perché per coraggio des femenos, perché è venuto il boom economico e hanno pensato di distruggere lo sdut. E negli anni 50 il comune di Tianal di Prat aveva da distruggere le fontanos. Si sono presentate le femmine con picconi, con tutto, guai che la stocchiavo. E così sono restati. Al forno a non di, c'è peccato. So che dal forno non ha avuto lo stesso coraggio. A chi la fontana, quando sono stato a 4 giorni, ero cencio ago, con la mamma in fier, cidino, mi sembrava quasi sguardato. Gli hai detto, ma insomma, quando torni, mettimi a manco un lago, e come viene la mamma che sclipigno. E tu, Dario, tu sei stato 52 anni a Meram a lavorare e ora di voi tu sios, tu tornos, che sta mur, che le ampe tocchiero. E io tornerei anche più spesso, purtroppo la famiglia si slargio, i figli e il marito, i nasi ne vuots, i figli di lavoro e noi sto a fare i nonni quasi a tempo pieno e allora non si ha poco tempo penso di venire, specialmente d'estate, che un viaggio qui, l'asilo erano i miei d'estate, che le femmine lavoravano la campagna. Invece fuori da qui come d'estate non esiste né asilo né quello come da perduto. E allora specialmente in questo periodo qui, se non hanno qualche dì di ferie dentro i figli, quindi tenere la mularia, no? Allora non si può muoversi tanto, no? Io per me venire ogni settimana quasi, perché più vecchio si diventa e più avendo il groppo al quello a pensare, ci ho spiato, tutto c'era, tutto bosco fin a chi devora. E voi su ogni tanto, come 2 anni non voi, ma i levi a fondo, e mi perdevi te prado là che prima si leva su, tutto una voce di qua e di là, si fermava a Toli Lago, l'ultimo spicciolo di cose, quei bottiglioni, si leva su fino in talm. E sinceramente a me viene veramente proprio il magon, come si dice, ecco. Dario, però il vigna risca per me più spesso. Non si può dar colpo a Cerny che ha abbandonato l'agricoltura. No. È stato uno brutto politico che viene squignuto abbandonarlo. Però finché viene persone come te che storno e che viene chiattato lago e la fontana tutto nettato, freato, è un bel segnale. Sì, anche qui, come tu dici, a Prato che volevo, anche qui è stato un anno che la svevo, andai 3 fontane a Magnanins. Perché a Magnanins, questa qui alle stali, sotto io andavo 4-5 vaccios e la smenavo a bevere qui. Dire che a bando sempre perché questa funzione, qui all'ero il cartello, che ti hai già detto, proibito lavare nella vasca, pena la contravvenzione, perché devo da venire a bevere la svacchios. E tal temamolo, il ganciut che si attaccava la savualo di legno, che levo dentro tal podem di legno e io si resentavo la Blanciario e la Bleons, che sono stati, chi era i frutti che levi a scuola, chi era resentato in via Zio Memari, chi laudavi, perché qui dopo
3 minuti che tu ero sta là, che tu avevo la smans duro da frio. Mia madre che avevo sempre un tipo di reumatismo, allora io da buon canai ogni tanto sono venuto in a presentare chi te Fontano e allora sono restato così. Appunto un anno, sai, mangiavo ago, e la avevo scelto tutte in 3. Ecco, spiego che ti dico, tu presentavo la Blancheria Tomari, io i vignevi a presentare i buglieri dal Purcit, a coppavo lo Purcit e a presentavo i buglieri te Fontano, i vevi la smasi in bramidos, ma mi piaceva tanto, vedio che sglaccio, vedio cori che sto ago, giocs da frutta si facevo così volentieri e in salero San Squignio e dopo all'ero tumberi a baschi la vina patenà che ero giocs genuini dai tristini e già qui quando neveavo si partiva lassù in pantò che sono che l'ultimo schiaso cui con la slitto che era un tipo in shorts se no col ferio e si venivo io tutto uno squaro ero in 15-20 a Magnanins e dopo 2 giorni è diventato una glacia qui allora che avevo la svaglia da qui sotto parmenalo su a beverage quindi un tic picà e dopo trevo un tic di gravo o ciniso quando avevo la mia beverage finì di fare al cibo, lo rilevo e nu con la scova ne aveva la gravo. E dopo, si tornava a slissiare. Una sera di acqua, lì mi aveva dato un glazzo. E ogni dia ero questa storia. Brundolavo bene un tic che aveva gli animali. Dario, torniva e sfontanos che zero cencio e dopo, ben plan, la gente già chi ma dal paese magnanese ormai andero già a Puccio in. È attaccata a reclamare e avevo visto che in placcio un tic, un spisso giusto perché e dopo non sai se lavoro che hanno fatto che alla insomma del ribo di Cuzca si dice così che l'hanno messo da questo e hanno distaccato la malmo e l'hanno mandato a Sabia e l'hanno vernisato con questo e come funziona bene questo qui siccome che qui non c'è nessuno a parte che mio tra lui e a vostro questa qui non ha nessuna intenzione Heinz Facca era un ticrotto e la volevo addirittura buttare giù e tra un altro femmino qui da Magnanese e mio cognato Castello di Messor che è più piccolo e gli hanno detto non stai a azzardare loro hanno detto se ve la sistemate da soli la lasciamo, se no noi la buttiamo giù. E loro gli hanno regolato un ticcatore che era rotto, che spandeva acqua e così, e la fontana è restata lì. Però dopo l'ago, i suoi io quando vengono, davanti ero collegato con l'acquedotto che attaccavi i vergevi io, e se no come ti rio con la gomma purtroppo, per via l'ago te fontano, se no noi altri da metti in fresco uno angurio quando si mangia. No? Ma tu metti il paese con la sfontana, con che sbia rumore all'iari. Oltretutto a chi, a parte qualche anato particolare, andava a vondo, basta un filo, come la diverte un TDP, ma basta un filo, perché se si va sulla calilutta in casella qui, la vasco è pieno, il troppo pieno, ci si dice, e io slago che vengo però, io andai che sfila qui, e vengo simpi, oltre c'è che si dopo, d'estate, che quindi dice, logico, andai un grundino di pin, come lavatrice, non piace si veniva a togliere il lago, col Buvinci, ecco, allora come oltre alla Sfontana tu stai in un chiaso storico dove che sono nasciuti dei personaggi, ecco che io mi pensi di Gussetti Melania che è morto da poco a 106 anni, ecco lì io ero des Muinos di San Vincenzo de Pauli che è il gran Chiapielom tu ci inzoppettavo sempre quando tu la levo a bussare ecco allora e lì ha fatto la Muino che è morto a Siena a 106 anni e penso che siete stato la persona uno dei più vecchi che viene avuto in Chiarno arrivato a che età? Pensi di sì, specialmente a chi è regolare, sai, sono stati qualche dun, ma proprio 106 non pensi. La mia memoria perché appunto io ecco sono grundi anche sui fuori e anche perduto allora c'è garantisco che non ero perché anni fa abbiamo fatto un libro con Gigliola di Piazza 100 centenari e allora in che occasione leccano solo che garantisco che in Chiarno non deriva nessuno di che età e era un personaggio veramente in gamba ero
là che ero in ricovero a Siena, ero come la mascotte, la pupino del corpo, perché lì levo tutto bene e dicevo, quello che mi danno io mangio, quello che mi dicono di fare io faccio, non si lamentavo mai di ciò che facevo fare, che ero veramente proprio tignudo. E quando l'avevi intervistato, no, che nos ha contato, vi domandato se ha nostalgia del suo Chiarnio, che io ci pensavo d'Eglisio sulla roppo, di Rigulat, e dopo non ha contato che io quando ero nasciuto Gimulo. Sì. Gimulo è il fradi alle muerte 2-3 giorni dopo. Sì. E i frutti si cavilavo per portare l'ufferale, in che viaggi si portavo i funerali, l'ufferale, i frutti, come segno di rispetto, di devozione. Qualche centesimo. E perché il per interesse non ero? E allora ogni amino e adesso stai a cavilare frutti, che fra poco che muraranti e Melanio. E Melanio è arrivato fino a 106 anni. Sì, e io la sorda di Beniamino, Gnacatin, e io che dicevo che non sai c'è male, ero deboluto, avevo da morire a 18 anni. E ai morto che avevo, lì 86-87 credo, simpi niguluto, simpi tutto, e facevo la sartorio. Ecco, di Cinzia che rindi Mino de Ghiaido allora. Personaggio Giacomina Gussetti, ecco, 100 anni fa insegnavo espulgetto da regolat a così e a ricamata all'asilo di Val. Ecco, un riguardo di questo femmeno che ha insegnato, ero anche maestro di asilo, o che lavo. Sì, ha fatto la maestro di asilo, e in Tindiguero ha fatto anche tipo Croce Rossina, e curavo i cosacs, e lì io venivo con qualche plaio, con qualche ferito, insomma, e curavo tutti, non avevo italiano, tedesco o cecbuero. E io mi pensi, cioè lì mi ha fatto in pratico da Vavo. Il mio nonno, di memoria di mio padre non li ho conosciuti. Lì io, siccome me sordo, ero due femmine, mio padre era figlio unico. Mio nonno è stato sempre una generazione di un maschio. Se fosse nasciuto femmino, non mi avrei neanche tirato muso. E dato che sono nasciuto maschio, mi ha portato al J fin quando levi a scuola tes elementari, eri il suo pupillo. Tu eri privilegiato. Sì. Dario, spieghinos di che stali con che sportai, c'è ben fatto. Un vecchio stali, c'è un stali come tutti che c'è qui. E qui qualche anno fa sta qualcuno Furlan, non sai, in pesi di una calera, e hanno comprato come che. E gli hanno regolato. Miei comuni regolati l'hanno comprato in da fuori, per fortuna che hanno sistemato. E che stali alla Ju? E che stali a chi, lei appunto di dos famese, lei era come l'ha comprato tutto uno. E ero che avevo più vaccios a Magnaninzi, insomma, ecco, e che menavo le vaccios a Beverata a questo fontano. E sotto io ero due chiuots, e di una banda mi pare addirittura che avevo 3 o 4 dedicato entio. Uno aveva il manch, che dopo menavo tutte le vacce da regolare. E come oltre che io stali, si linea vedio de chiaso di pokero, la chiaso cularloi e con la ciampano che balla Soros. I sin sempre te bielo piaciuto di Magnanims. I vim la maino, un sorto stali vecchium, i vim la fontano, e de vurde fontano ande uno sorto chiaso cularloi e cula ciampano, che ha una storia tutto particolare. E mi chiate a chi proprio con Valentino con Gortana, dal Fetter, il nome del tuo casato. Ecco. Allora Valentino, tu sei un di che come sta per sempre, nasciuta qui e speri di continuare a vivere qui. Ormai sì, l'audilà ormai si ha una certa età. In 3 serie un viaggio a Magnanin.
E qui dal paese che ero canai io, che hai 65 anni, 50 anni fa, ero 100, intorno a 120 persone, sono roba del genere, no? E come? E come sarei 24, 25, sì, a vario di un, due, secondo che la... Però sono tutto la stiasos regolados, la inte torno, e la inte ha nostalgia, più davanti a quei anni, e più il sapore des radis. Ma qualcuno, sì, con qua potuta regolato, sì, come io qui che vi smaltare la chiesa, sì, agli anni fa, 30 anni fa, io ne ho pari, e dopo anche mio fradi, sì, con chi mio fradi è morto, Ma questo chiaso è uno storio, ma no grande storio. Da una fotografia qui che lo giornalim di amministrazione di Rigulat, io l'ho chiaso con l'Arloi e che hanno fatto parfum l'ha messo di fuori quando hanno creato che sorto Arloi. Voi tu nos contanos la storia. allora l'Arloi è stato voluto da un certo professore Jacopo Pocher, no? Giacomo Pochero, a chi nasciuto, no? Sì, che sta qui e la chiesa originale si proprio la che sono i suzi Pochers, no? Chi non erano stras, venivo dall'Austria. E venivo dall'Austria. Noi che volto il loro nome originari hanno le Pochero, alle Pocher CHR, no? È stato italianizzato, come ho scritto ahí, sotto il fascismo, no? Che volta chiamavo italianizzare i nomi, no? Io piacevo così. E, che stomma è nasciuta qui e dopo le lat fuori da giovane, no? Sì, a chi non ero indi che ponevo qui sacè, sì, ero tutto indi che volto la buino, sì, che sta le si è mettuta a lavorare e sì, io che avevo chiaffe così. Ingegno e intelligenza. Ingegno e intelligenza e in Piemonte sì, stato invitato là, no? E alla lavorato e studiato, no? E alla fine arrivata a essi sulla lapido professore Regio Imperiale ispettore scolastico, no? Sì, Cavalier Giacomo Pochero. E alle scritte te lapido il Lecce Caldis, lo giornale da regolato. Era ufficiale Giacomo Pochero, imperiale a Reggio, ispettore scolastico, benefattore del comune per donazione ai poveri e alla protezione animali. Sì, così che sono i suoi titoli, no? Lui ha voluto installare l'Arloi e lo ha pagato lui, l'ha ordinato e pagato, no? E in memoria di suo pari Toni, no? Tonio Pochero, no? Come è scritta lassù sull'Arloi, che io sono tornato a scrivere, prima ero scritta a Pinel, da un pittore, come io sono tornato a scrivere così, torno lapido, con chi è smaltata la chiesa, no? Perché è giusto tornare, sì, a cassetti, riguardassimo che l'ha voluto kill, no? Allora lui ha fatto questo lavoro a beneficio dei indi magnanims, perché sinti batti lasoros, la campana. Dei inte e per riguardi di sopari, no? E ha fatto venire l'Arloi da Don Giottorin a 20, no? Che aveva la Marchio e Granaglia. E al venire da là, sono venuti da là anche a montarlo, no? E Mindi Casador, che era un da chi, il Molinar, ha regolato il cuvierto e la chiesa in modo decente, in modo da poter fare questa opera, no? Perché avendo un gran trascurato la chiesa, no? Era quasi un lubio, sì, un depoesito all'era, no? Di Araclise e di Rubos così, sì, era proprio ridotto un depoesito, no? E lui ha finanziato tutte e
fatto regolare in modo che si può mettere sull'arloi, che stetti un tic che appare buono, insomma, no? E così hanno fatto. Ma in che dia avevo detto uno fiestono, si hanno fatto la messa a chi di fu? A ti che ero fiesto, come tu il plevan, avevo fatto al di nastro, sia di decorazioni, no? E esiste un'altra fotografia che aspetta sto dopo ce la tiri fuori. Sì, l'hanno tutti attori, non è raro, sì, l'hanno. Condotto la int a chi riunito, no? E il più vecchio, che era Titi, no? Un Gussetti che stava a chi di qua, ero sentato un ciocco dal mese proprio, avevo più di 80 anni, sì, avevo quasi 90 anni, no? E io riprenduto tutto la int che facevo festa, poi sì, hai chiappato per questa fotografia. Comunque l'avete fatto in sai. Bom, allora, oltre a questo chiaso dei poker, questo fameo intelligente, no? I viene a ricordare anche Celeste Pokero, che era un grande scultore. Voi tu dimmi di che stati personaggio che era sempre imparentato con questo. All'ero Fradi, no? E lui alla sempre che sta qui al facevo lapidos praticamente, no? E avevo studi in Firenze, sì, quindi avevo dal mio di Firenze avevo chiaso e studi, no? Che lavoravo per il Monumentale, no? Ed d'estate venivo su a chi castevo 2-3 mios, no? E avevo a Caiù sulla strada, tra un luogo che si dice in Creto, avevo una specie di laboratori, non tan grande, ma lui bastava così a casù, no? E facevo anche qualche cimitero qui attorno. Ma non a cimiteri, si dice che il monumento ai morti di Regulat e io però so il biel altar che viene un agnol in marmo blanco di Carrara al Fur e io però so vi ho avuto grandi personaggi che hanno dato lustro a che spicciul borg di Regulat. Chi sta qui, sì, allora come che si ha regolato il monumento di Chiaduzza, io le non bielo opera, bellissimo. Sì, dopo guardi al foro e vi ho in Teglisio che sta al tar che la fa lui. E in Chiacchia avevo fatto qualche statua di Ges e l'altare alla sua Teglisio di Casador, che come è colato e di Roccado, no? Ero però so e c'è l'altare il più grande e dopo andrò un di là. E vi ho avuto personaggi veramente di un grande spessore e come per finire questi personaggi lì ne vedi lutto stali che tu hai conservato i passini dagli artisti alla civiltà contadina e come l'interto stali. E dopo vi ho contato di che sorto chiaso dei poker e con l'arloi, con la chiampano, Valentin hanno portato a vedere l'ustali che mi ha detto che avrà oltre 300 anni. E di fatto il club, uno molto magro, c'è mu che poteva un viaggio, ma l'ha tenuto. Le Achippo. Allora Valentin, di soro su stai, vi veduta uno bielo gerclo dalle dame. Spiegoci che è. Che è una specie di cassellotto che si la metteva su per Ulgio, no? Per trasportare le dan d'inverno, per menare fuori le dan, si dice, no? E è tessuto fatto come queste cose il materiale dei Jays, no? Con screnos di sterp. Facevo la screnos
e dopo ti seguo come con la stessa cosa che si tiene l'ugei, no? E dici che la particolarità di che stai, tu hai un tocco libero tessuto con la screnos di sterp di nolar, che non rubo più unico che raro. Perché lo pravine che tecnico? Perché l'ho bravo per sparare breo, sentio, no? E dopo facevo così, anch'io in testiaso sul d'alt, il due che facevo qualche chiamero sul d'alt, con che non stavo, se avevo bisogno di slardiarsi a dormire sul d'alt, no? E allora facevo stramiez con che tecnico hai, no? E dopo smaltavo soro, no? Perché all'Elizior, no? All'Elizior sta sì al postasso sulla Sbreos e al duro, si capisce, al duro anche con che sulla malto, a chi alle talsarieli alle malmettute, ma... Però varrà 200 anni che sto screnos tessuto. Sì, e la ragione è anche per sparagnare Breos, perché è sempre costare la Sbreos. No? Hai capito? Tu hai smettuto a studiare las bleoms di Cianaipo. Tu mi hai detto che ti ho vecchios, ero anche cesidurs, i vecchios di Dario Gussetti che sul dal ti ha chattato tox di telar. Mio padre mi diceva che Ignazzi da giovane alla tessuto, no? Che il tesevo bleons e Cianaipo in genere, no? E avevo il telar, sì, io non l'ho veduto, ma Dario io l'ho bara veduto. E tu hai adesso sbleoms, che ora di io tu duars, che ti tem ben fresco. No. Ma insomma, mia madre avevo i mo, e gli hai dormito da canaita che rubai. E per dire la verità, si sta fresco se ben. Allora, come passin tal repart uolgios, slitta partaliam, se la femmina e portavo sempre l'ugei, e d'invier e da Tom, l'uomo portava con la uolgio, ma anche poemo, se di la verità, chi l'ha strascinato a vondo in ciò, con la stiamo di fem. Ecco, ma tu sei un uomo, io ieri da poemo che ero i fradi emigrati in Sudafrica e la sorsa slavato le culpari la uolgios e non dava un busso di snappo per di particula uolgio chiamato, no? E perché l'ero frio te par da flat. Spieghinus che sto uolgio a c'è che coventavo. Allora, questa qui è propriamente come dimensione, è un uolgio da legno, no? Le legno qui si la stiamo per lungo, no? Per lungo così, e si la stringe con uno soio qui, dal miec, con uno soio, a cintura, si la intorgono qui te diabetes, no? E col clonk si stringe per zoro, no? Prendi stringi la chiamo, dimmi c'è che hai fatto la uolgio, c'è l'em, c'è che si chiama i tox. Allora, questa qui sono le mulos che sono di sterp, no? E si fa tirare sono di sterp. Si la spleo da verz, e si la spleo da verz, e si la lascio in forno, e dopo man mano che la stiro qua, la metto in opera, no? Questa qui è il giostri, che è il coso, la che corpola, sì, gli ostri, no? L'asse portante. Ecco. Ce l'hai mese. Il legno preferibilmente alle di faiar, no? Preferibilmente, però se chiato un stuart di Enchio di Frasen, va bene anche quel, perché questa qui ero in Chiorarsa, volevo girare un grumto al bosco per chiattare la planto natural pleado, no? Ascolta, a chi non de Claudio, mut vigneve fissato la diambetto alla res de ul. Tutta in chiastri, no? Questi sono le diambetos, questa qui è la diambetto che porta il pios, no? E hanno dei simpisis. Sono, questo qui, sono simpi di frasen, perché è robustissimo il legno, no? E questa qui è il giuof.
noi di giù, il traverso qui, no? Frassen, simpi frassen, per sgalè elastic E dopo vi abbondanza di frasse nuocas. e alle bon si presto. E infrovio questo stecos? Las machos sono sempre di stirp. Nolar. Sì, sempre nolar, tagliati in stagione perché se no va lo mangio carol, no? E io spelavis perché non mangiassi il carol. Si capisce, i van spellati diretto e se ti ha lasciata secca e dopo metto su, tagliati in stagione, un po' prima che le tenga a muro, no? La rubo. E che vuol dire prima che la planto è vegeti. Allora, qui tu hai un bel campionario di uolgios e vi ho lavorato a vondo dei pokers che tu andasimo tantos. Qui si tratta di gortanas, questi sono di gnopari. Ecco, buono. Si è fatto tutto gnopari, no? Allora, passi indica. Questo sì, e ti ho chiesto è da legnos, no? È da legnos, perché sulla dimensione E la che uolgio che hai a pistecos, perché? hai è la uso da fin, Ah, da film, più che è grande. più lungo, perché sì, naturalmente per fare un bel carico di fin vuol più lungo, no? Mettevi la sbleons o facevi la chiamo? Dove qui facevano la chiamo, i monti, no, con che si leva il fin di monti, medio so c'è, si leva su col taglio fin, che si mostra subito. Allora si tagliava a tox, che si dice l'appetto, no? E se la si intassava, è possibile solo ahí, no? Solo la uso, solo la smaccios, no? Dopo, quando erano bello tasso, ma sì, ero alto, più dal chiavi un uomo la tasso. Mettevi la maccio e libal per strengilo e dopo spieghi. Avevo il carico va pagato con 3 soios, no? Uno per lungo, che si dice libal, no? Che è la pilugno. E 2 per traverso, dei uolgio, che sono le cinturios, no? Che sono tipi curtos, no? E così aveva tirato e fatto il gruppo intorno al clon, no? Che il clon che sapeva che è che il mostra come. E allora questo è la uolgio dal film. Allora, ecco, ci volevi domandare, a Bas, dopo la Gerclo, la uolgio dalle dame, spiego in che tal plami l'avevi suaitris, l'hai veduto non ma sighiete a magnanims. Terribile, tu stentavo a tirare la uolgio dalle dame. E no, in su non che non si va. Semmai io si va con che hai, no? In su le danno sempre col J, no? Sempre col J. In su no, con che no. E venivo c'è su, che è col sterp che saresti il nolare. Sì, sempre di... Sulla Sempre nolare e poi hanno ahí su poi uso e dopo si la tiro, sì, si tiro e per rischiamarlo si la volto così, no? Si la volto. Una curiosità, Valentino. Allora, che sta uso se slavo ben Sanderoniov, perché sotto ci mettevo las lamos di fier e tu lavos come un siluro. Se a non Deroniov, che si lavo a disneccialas, medos in monte, ci mettevo l'ubrecci. Usavi so chi a Magnanis, metti l'ubrecci, e dici la chiarogiule alla iu a paluccio, che fa anche il palio de chiarogiule, come per non dispierdi l'usancio. Sì, allora anche lo breccia, no? Spiegami. Che il breccia al sierfa là, c'è sì, là d'estato e con che non denio, sì, con che non si può tirare la uso per strada. Spieghinci calè. Sono 2 ruedas che un viaggio la facevo di legno, di circa 45 centimetri di diametro, con un telar per di davanti al pringiuo dell'uolgio, no? E così il carico era registrabile gli arpinta, la lunghezza dal manubrio, dal breccia, no? Ecco, il ben fissato al pringiuo, no?
con uno quarto, con uno soio. E venivo adattato secondo l'undietto di Urgio, no? Per via il carico bilanciato, no? Per via il carico equilibrato, no? E buono, ero dos redos son giudos ben è buono fuarcio. Allora Valentino, una curiosità, al for noi vin las uolgios culostri amici. E noi vim gli archets, a Sighetti dice gli archets, guardate dice das mulos. Ma secondo te, se devo la tua esperienza, per c'è queste differenze? Si tira miei cui archets o cui ostris? E per mio con no, perché sono a Caiù, no? Sì, per portare cose in mio modo. Però sono miei questos, no? Perché con questi squarci lassù, no? Che facevo che squarci, prendi tutto, e prendi un par di uno planto per fare un par di quarci così di un tocco, e vedi che vuol girare, no? E ho tutti altri diretti. E dopo per portarlo e per un gruppo maneggevo l'annesto a Caiù, no? Sì. Allora di che prossimo viaggio che porti fin con la urgio e la ordini con gli archets e non la ordini con i quarci o con gli ostris amici. Allora Valentino, tu non hai scontato altri di questi uoggios, di questi mezzi di trasporto, dei fadios che si facevano un viaggio, che stali che ha quasi 300 anni, che il di fronte di noi alla Iù, alla 300 anni che è stato chiamato il miliosum. Ecco, riguardo di fadios, però non si può dispiare niente se la tecnologia è avanzata. E no, sì, abbiamo tenuto conto perché memoria dei vecchi abbiamo tenuto conto, no? Sì. E si ha fatto tutto che si può per tenere in peso e perché duri tanta memoria, no? Se no, è un dovio che viene, sì. Sì. Io e mio fratello dicevano di farlo, dopo finché si può, sì, finché si può e dopo... E alle bielti come te che tenda conto proprio per rispetto, per riguardo ai nostri svecchius. E ringraziamo video telecarnia che vi ho da questo qui a Magnanims a riprendere che sbiestali, che sbie costruzioni, che fabbricati, che vuol dire fabbricati di sudor, ero lavito, era tutto in questo Ero tutto qui, no? Sì, grazie, sì. Grazie a tutti, a Celestino, a te e a tutti, sì, soprattutto gli dico. Tenti da conto e ten tutto questo rubo? Tieni conto del rubo. Ecco, no? Mandi da Magnanims regolare. Allora,